Il canale Lessinio-Euganeo-Berico, meglio conosciuto con la sigla LEB, è il principale canale irriguo artificiale del Veneto. Lungo 48 km preleva le acque del fiume Adige a Belfiore in provincia di Verona e le riversa sul Bacchiglione a Monte Galdella in provincia di Vicenza. Nel suo percorso attraversa le province di Verona, Vicenza e Padova e fornisce acqua di qualità a oltre 82.000 ettari di campagne, grazie a 43 opere di derivazione. Nel corso dell'anno la portata media derivata dall'Adige è di 26,5 metri cubi d'acqua al secondo, che sale a 34 metri cubi nei mesi estivi, mentre in inverno, quando non c'è bisogno di irrigazione, scende a 10 metri cubi con scopo essenzialmente di vivificazione ambientale. Il LEB si articola in due tratti principali. Il primo tratto, realizzato tra il 1973 e il 1983, scorre all'aperto per 16,25 km, parte da Belfiore e arriva a Cologna Veneta, rilasciando le acque sul fiume Gua. Il secondo tratto, completato nel 1993, è sotterraneo, parte da Cologna Veneta e prosegue per 27,7 km fino a Monte Galdella, dove si riversa sul Bacchiglione. Vi è poi un terzo tratto, di 4 km circa, che sempre a Monte Galdella, poco prima dello scarico in Bacchiglione, funge da opera di collegamento con gli scoli minori che servono l'area termale dei Colli Euganei. Centro nevralgico del sistema LEB è Cologna Veneta, dove si trova l'opera di rilascio sul fiume Gua e dove, circa 1 chilometro più a valle, si trova l'opera di presa e una vasca di sedimentazione di circa 17.000 metri cubi, da cui inizia il percorso sotterraneo. Inoltre, circa 600 metri prima di immettersi nel fiume Gua, il LEB sottopassa il fiume Fratta-Gorzone, rilasciando costantemente 6 metri cubi al secondo di acqua pulita, con effetti benefici in termini di vivificazione ambientale. Sempre a Cologna Veneta, in prossimità della vasca di sedimentazione, dove il condotto si interra, sorge la sede del Consorzio di Bonifica, che gestisce questa importante infrastruttura. Il Consorzio di Bonifica LEB è detto di secondo grado, in quanto costituito da 3 consorzi di bonifica. Il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, con sede a San Bonifacio, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con sede ad Este, e il Consorzio di Bonifica Bacchiglione, con sede a Padova. Questi 3 consorzi si estendono su una superficie complessiva di 350.000 ettari e gran parte dell'acqua utilizzata per irrigare le campagne di questi comprensori proviene proprio dal LEB, che grazie al Bacchiglione nutre anche le campagne di parte della provincia di Venezia fino a Chioggia. Irrigazione, vivificazione, ma anche sicurezza idraulica. Il LEB, infatti, oltre a rappresentare una fondamentale opera di distribuzione di acqua irrigua e ambientale, ha anche un importante ruolo di difesa idraulica. Il tratto Adige-Gua, infatti, all'occorrenza, funge da invaso per le piene del torrente Gua-Frassine, mentre il canale sotterraneo, quando necessario, permette di scaricare nel Bacchiglione le piene del canale Bisatto. Il LEB, insomma, non è un semplice canale. È un vero e proprio sistema, in gran parte nascosto alla vista, ma con effetti benefici per un vasto territorio centrale del Veneto, per la sua popolazione e per un'agricoltura di qualità, da cui derivano lavoro e produzione agroalimentare d'eccellenza.